Indagini dei carabinieri albanesi e italiani gestivano il traffico illecito direttamente dalle celle tramite l'utilizzo di smartphone, 7 arresti, vari sequestri. Alla vigilia dell'insediamento dei presidenti delle Camere, 2 nomi veneti in corsa per la nomina: Maria Elisabetta Casellati di Forza Italia per il Senato e Riccardo Fraccaro del Movimento 5 Stelle per la Camera. Ieri la decisione del Consiglio dei Ministri, dichiarato lo stato di emergenza in Veneto per i FAS. Il governatore Zaia: lo chiedevo da settembre, così si è perso tempo prezioso. Tragedia da Arsiena, il bellunese, portone del garage si stacca mentre un 71enne sta lavorando ad uno dei Cardini. Lo sforzo nel tentativo di non farsi travolgere provoca un malore che lo uccide, a trovarlo la moglie. Minacce di morte, presentazione negata per il fumetto dedicato a Norma Cossetto, vittima delle foibe. Fratelli d'Italia presenta un esposto in procura. Linea dura di un istituto superiore di Padova contro l'uso dei cellulari in classe. Ogni mattina gli smartphone devono essere consegnati a inizio lezione. Ieri a Bologna il Tiramisù Day, a sfidarsi le 2 città che ne rivendicano la paternità. La giuria premia Treviso, festa nel capoluogo della Marca. Buongiorno, ben ritrovata prima edizione dei nostri notiziari. Lo avete dunque sentito dai titoli in apertura, in primo piano quindi la cronaca con l'operazione dei carabinieri che ha smantellato una banda italo-albanese che gestiva traffico illecito di droga e anabolizzanti direttamente dalle celle del carcere tramite l'utilizzo di smartphone. 7 persone arrestate, vari sequestri, ma sentiamo tutti i particolari per noi da Venezia. Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno da Mestre, dove da poco si è conclusa la conferenza dei carabinieri in merito a una questione di droga e anabolizzanti anche in carcere. Avrebbero infatti gestito lo spaccio proprio dalle celle dove erano detenuti, facendo arrivare stupefacenti e anabolizzanti nello stesso carcere. Gli uomini che questa mattina sono stati raggiunti da 7 ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Venezia ed eseguite appunto dai carabinieri. 5 misure di custodia in carcere e 2 obblighi di dimora. Questa è la conclusione dell'indagine condotta dai militari dell'Arma del nucleo investigativo tra il novembre 2016 e l'ottobre 2017 e che ha consentito di appurare che alcuni detenuti di origine albanese e anche un cittadino italiano nel carcere di Santa Maria Maggiore avevano la disponibilità di telefoni cellulari con cui mantenevano contatti con l'esterno, secondo le indagini dirigendo attività illecite tramite i loro complici e facendo arrivare all'interno del carcere droga e anabolizzanti. Nelle celle sono stati sequestrati alcuni smartphone, delle SIM card, un centinaio di pastiglie di anabolizzanti, ma anche un coltello costruito artigianalmente. Gli indagati sono accusati a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti continuato in concorso e le perquisizioni che sono state eseguite questa mattina all'alba riguardano le province di Venezia e Napoli. All'attività hanno preso parte circa 80 carabinieri del comando di Venezia e della compagnia di San Giorgio a Cremano nel napoletano con l'ausilio di un elicottero di unità cinofile. I carabinieri hanno scoperto dapprima i canali di approvvigionamento dello stupefacente che coinvolgevano la moglie del detenuto italiano che secondo la ricostruzione reperiva da un familiare cocaina e hashish e da una donna veneziana, da una calabrese, l'eroina. Successivamente hanno raccolto anche una serie di elementi a carico di alcuni cittadini extracomunitari che gestivano un'ingente attività di spaccio nella zona di Mestre, in particolare nei parchi pubblici e nei bar frequentati da molti ragazzi. Da Mestre è tutto, restituisco le linee allo studio. Grazie Ilaria, ovviamente ulteriori aggiornamenti di questa notizia nel corso dei nostri notiziari serali. Siamo alla politica con l'elezione dei presidenti delle Camere, in corsa anche 2 veneti, Maria Elisabetta Casellati di Forza Italia e il pentastellato Riccardo Fraccaro. Vediamo. Il tempo oramai è scaduto, dopo le telefonate, gli incontri, i messaggi a distanza tra gli schieramenti politici, domani si riuniranno per la prima volta Camera e Senato con i nuovi deputati eletti il 4 marzo. Da quel momento la tabella di marcia procederà a passo spedito per l'elezione dei presidenti delle 2 Camere. Arrivati a questo punto sembra ormai certa l'assegnazione di Montecitorio ad un uomo del Movimento 5 Stelle e Palazzo Madama ad un esponente di Forza Italia, anche perché dopo l'incontro a Palazzo Grazioli tra i leader del centro-destra
destra, Matteo Salvini ha deciso di cedere la presidenza del Senato agli azzurri. In cambio è arrivato il via libera per la candidatura del leghista Federica alla presidenza della regione Friuli. Adesso è solo questione di nomi e tra i papabili ci sono anche due veneti. Per la presidenza del Senato, dopo la bocciatura di Paolo Romani da parte del Movimento 5 Stelle che pone il veto a condannati o indagati, raccogliendo il consenso di Salvini che sottolinea come i nomi debbano essere condivisi, a giocarsela sembra che ci saranno due donne, Anna Maria Bernini e Maria Elisabetta Casellati, originaria di Rovigo. A Montecitorio invece la sfida è tutta interna al Movimento 5 Stelle tra il trevigiano Riccardo Fraccaro e Roberto Fico. Dunque una spartizione equa tra centrodestra e Movimento 5 Stelle, o forse sarebbe meglio dire tra Salvini e Di Maio, che potrebbe fare da apripista ad un accordo tra i due leader per il nuovo governo, con Forza Italia che però non starà solo a guardare. E torniamo ora a parlare dell'allarme FAS di ieri. La decisione del Consiglio dei Ministri, dichiarato infatti lo stato di emergenza in Veneto per i FAS, il governatore Zaia: lo chiedevo da settembre, ha detto, così si è perso tempo prezioso. Per noi da Vicenza, Carlo Alberto Inghilleri. Buongiorno a tutti i telespettatori da Vicenza. Il Consiglio dei Ministri ha decretato lo stato di emergenza per i FAS in Veneto. Per questo è stato nominato un commissario e Luca Zaia ad annunciarlo, sottolineando che il tempo è stato galantuomo e ricordando che quando la Regione ha fatto la richiesta dello stato di emergenza per il FAS a settembre del 2017, il Presidente era stato attaccato da chi sosteneva che era pura fantasia pensare a un commissario e che il Governo non lo avrebbe mai concesso. Invece, conclude Zaia, che ora la proposta che ho fatto è stata accolta anche se i tempi sono ormai quelli supplementari per un governo che in pratica non esiste più. Peccato, perché così si sono persi un sacco di mesi. Questa la dichiarazione di Luca Zaia. Ora quindi arriverà un commissario per fronteggiare l'emergenza scatenata dai FAS, che ricordiamo sono le cosiddette sostanze perfluoroalchiliche usate come impermeabilizzanti per tessuti e pentole e che si sospetta siano cancerogene. In Veneto è stata individuata una zona rossa il cui perimetro racchiude la zona tra le province di Vicenza, Padova e Verona, dove le acque sono state contaminate. Adesso è un'emergenza ufficialmente riconosciuta. Direi che da Vicenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Tragedia ieri in serata ad Arsiè, nel Bellunese. Un uomo di 71 anni è stato travolto dal portone del garage della sua abitazione. A perdere la vita Mario Brustolin. Il grave incidente è avvenuto subito dopo cena tra le 20 e le 21:40. L'uomo stava effettuando un lavoro ai cardini del portone in ferro del garage quando sembra, da una prima ricostruzione, che a causa dello sforzo per tenerlo in piedi ha avuto un malore. Il pesante portone lo ha travolto, si è scardinato ed è caduto appoggiandosi ad un veicolo di proprietà parcheggiato nei pressi. Brustolin è stato trovato esanime dalla moglie nella nicchia che si era creata tra il portone ed il veicolo. Il personale medico intervenuto non rilevava alcun segno di trauma, ma ha ricondotto la morte ad un evento naturale. Ed ora ci spostiamo a Codognè. Una 34enne uscita da pochi giorni da una comunità di recupero per la tossicodipendenza è stata trovata priva di vita a casa di un amico. Il servizio. Le sirene hanno squarciato il silenzio del paese. In una palazzina del centro si è consumata un'altra tragedia della droga. Un tunnel micidiale dal quale è difficile uscire. Alessia Carnelos, 34 anni, aveva appena lasciato la comunità di recupero per la tossicodipendenza. All'alba è stata trovata priva di vita. Sul comodino i soccorritori hanno trovato i resti inequivocabili di quanto accaduto: la siringa, il laccio emostatico, l'accendino. La donna era stata ospitata da un amico ed è stato lui a trovarla a letto in stato di incoscienza. Immediato l'allarme al 118, sul posto l'ambulanza, gli operatori del SUEM hanno tentato disperatamente di strappare Alessia alla morte, ma per la 34enne non c'è stato nulla da fare. Le indagini ora dei carabinieri per risalire a chi le ha ceduto la droga. Nelle prossime ore sarà eseguito l'esame autoptico per stabilire le cause di questa overdose, se ad uccidere la 34enne sia stata la quantità o la qualità dello stupefacente.
E minacce di morte al direttore generale dell'ESU di Padova, Stefano Ferrarese, che aveva concesso una sala per la presentazione di un fumetto dedicato a Norma Cossetto, la studentessa infoibata dai partigiani di Tito, una vicenda che ha spinto Raffaele Zanon di Fratelli d'Italia a presentare un esposto alla Procura di Padova. Ha puntato infatti il dito contro il clima di violenza e di intimidazione che si è venuto a creare in città dopo le minacce a Ferrarese. Intanto la presentazione del fumetto è stata rinviata. E torniamo invece ora a parlare del protocollo che detta nuove regole nei ricorsi dei richiedenti asilo. Dopo le polemiche sollevate nel veneziano da alcuni avvocati, l'argomento fa discutere anche in tribunale trevigiano. Sulla questione è intervenuto l'avvocato Stefano Pietrobon. Sentiamolo. Una questione quanto mai spinosa che fa discutere i tribunali del Veneto. Il protocollo che di fatto detta nuove regole nei ricorsi dei richiedenti asilo non è passato inosservato nemmeno a Treviso. A scatenare la polemica è la richiesta ai legali dei richiedenti asilo che si recano in tribunale con i loro clienti a esibire un certificato medico di buona salute. Sulla vicenda è intervenuto anche l'avvocato Stefano Pietrobon, che spiega che in passato si è trovato a difendere persone con malattie particolari. Mi è stato sempre detto prima, cioè chi lo accompagnava, quindi la polizia penitenziaria o gli agenti di polizia, mi avvisavano del fatto che la persona poteva avere una determinata patologia, adottavi quelle precauzioni minime del non avvicinarsi troppo, evitare contatti diretti, perché non sapendo il tipo di malattia e le modalità di trasmissione, chiaramente, insomma, precauzioni che finora evidentemente mi hanno sempre assicurato di vivere serenamente. Da un punto di vista procedurale, spiega Pietrobon, imporre ad un avvocato di munirsi di un certificato medico e quindi farsi carico di una responsabilità così marcata mi pare, dice, un eccesso di potere. Poi aggiunge: potrebbe essere letta come manifestazione di un preconcetto da parte di un giudice. Ora, pensare a un giudice animato da un preconcetto è quasi una contraddizione in termini. Sulla questione il presidente della regione Luca Zaia aveva invece difeso il protocollo considerandolo sensato e tutt'altro che discriminatorio. La vicenda continuerà sicuramente a far discutere. Ed ora invece andiamo a Cittadella con l'indagine sulle presunte avance dell'assessore De Rossi a 2 commercianti in cambio di agevolazioni delle pratiche amministrative. Venerdì l'assessore verrà interrogato dal pubblico ministero. Innocente, non ha mai chiesto favori sessuali, non ha nulla di cui sentirsi colpevole con la legge. Filippo De Rossi, l'assessore al commercio di Cittadella, venerdì mattina dirà la sua verità in procura a Padova, davanti al pubblico ministero Sergio Dini. Spiegherà tutti i fatti, dice il suo avvocato Andrea Bertollo, e, se il magistrato vorrà, gli faremo leggere anche la messaggistica telefonica per la quale De Rossi è accusato di concussione per avere fatto delle avance sessuali a 2 commercianti. L'assessore dice di non avere mai chiesto incontri a queste 2 donne per sistemare le loro pratiche amministrative col comune, conclude l'avvocato. Intanto a Cittadella il PD va all'attacco del sindaco Piero Bon chiedendo chiarezza. La giunta sapeva? Dirigenti comunali e comando dei vigili possono aver esercitato atti non conformi? C'è un'inchiesta interna? Piero Bon sceglie la linea del silenzio dato che c'è un'inchiesta in corso. Il PD può sempre convocare un consiglio comunale, dice, ma intende aspettare la fine dell'indagine. Per ora ogni frase, conclude Piero Bon, rischia di essere solo sciacallaggio. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sacile hanno arrestato uno studente albanese di 27 anni residente a Sacile, già agli arresti domiciliari perché coinvolto nell'operazione del settembre scorso, quando con lui vennero arrestati altri 4 pregiudicati ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazioni, esercizi pubblici e commerciali. La Procura della Repubblica di Pordenone ora ha emesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione perché condannato a ben 11 furti commessi nell'aprile 2017 a Sacile, Aviano, Selvazzano Dentro nel Padovano. Dovrà scontare la pena di 2 anni e 8 mesi di carcere. Analogo provvedimento è stato notificato dai carabinieri di Porto Gruaro a Moira Mucignatte di Cintocao Maggiore, all'epoca domiciliata a Sacile, anche lei coinvolta nell'indagine e che deve scontare la pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione per furti e ricettazione a Sacile e Rovereto in Piano nel Pordenonese. Una petizione popolare per chiedere al comune di Treviso di intervenire in una delle zone più calde della città, situazione al limite, dice chi ci vive e lavora.
c'è sempre gente che gira ubriaca, gente che hai paura la sera ad uscire, perché soprattutto quando rimani da sola in negozio ti guardi bene le spalle, insomma. Via Vicolo Pescatori, via Fiumicelli, malgrado i controlli, i residenti e commercianti non si sentono sicuri, lo confermano al nostro microfono raccontando scene di spaccio e degrado. La situazione è un po' un degrado, insomma, perché c'è gente, diciamo, un po' pericolosa. Recentemente mi hanno anche aggredito, ho paura e non c'è da fidarsi qua, insomma. È un po' pericoloso, c'è un sacco di gente poco raccomandabile, io ho 3 figli e quindi non mi fido a lasciarli andare in giro da soli e non mi fido io a girare per queste vie. Questo vicolo qua, io abito proprio qua sopra, apro e spesse volte vedo gente agli angoli che fanno i propri bisogni. Soprattutto verso la fine di via Pescatori, in incrocio con via Fiumicelli, c'è sempre un ritrovo di ragazzi che non si sa cosa facciano di preciso. Situazione al limite, denuncia il consigliere comunale di opposizione Davide Acampora, che ha preparato e sottoposto ai cittadini una petizione popolare da presentare poi al sindaco. Una ventina le firme raccolte in pochi minuti, 3 le richieste principali. Più sicurezza, quindi l'installazione di telecamere che possono coprire tutti le zone un po' più nascoste di questo perimetro. Chiediamo più illuminazione, magari con un sistema a LED che possa in qualche modo soppiantare questa illuminazione del dopoguerra, che mi sembra un pochino vergognoso, ma soprattutto chiediamo più controlli anche per il degrado, per la sporcizia. Servono controlli assidui, un presidio fisso, dice Acampora, come quello dei vigili all'Appiani, per impedire ai profughi di accamparsi nel parcheggio sotterraneo. Le risorse della Polizia Municipale devono essere usate qui piuttosto che lì. Questo è il messaggio principale e il tema fondamentale che oggi ci troviamo qui a discutere. Ed ora invece torniamo a parlare del quartiere Pertini a Mestre, dove ieri sono iniziati i rilievi per far partire i tanto attesi lavori di riqualificazione. La piazzetta deve ritornare a splendere, perché questo è il punto di aggregazione di una periferia intera. È il punto, diciamo, il fiore all'occhiello di come si vuole affrontare i nodi di un quartiere popoloso quale è quello del Pertini. Non abbassano la guardia i residenti di quartiere Pertini a Mestre, che dopo incontri con le istituzioni, proteste e iniziative per riqualificare al meglio la zona, continuano a monitorare la situazione, mentre sono iniziati i rilievi nella cosiddetta piazzetta della vergogna. I lavori devono iniziare già da subito. Da quello che abbiamo visto noi, oggi stanno facendo i rilievi, ma subito dopo dovranno bandire la gara per i lavori stessi. Quindi staremo sotto alla Zaccariotto, sotto alle promesse che sono state fatte e pretendiamo che vengano rispettate. I residenti non mollano e sono determinati a far rinascere quello che un tempo era uno dei migliori quartieri. Da qui un ulteriore messaggio alla politica, soprattutto quella locale. La politica, deve partire dai quartieri, dalle periferie, cominciare a riprenderci in mano le situazioni che questa gente vivono. Voi sapete tutti che abbiamo un quartiere di quasi 5.000 anime che ha necessità di avere strutture e soprattutto di seguire gli anziani. Questo è un quartiere piuttosto anziano, quindi c'è questa necessità. Ed ora ci fermiamo un attimo, una piccola pausa pubblicitaria. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione regionale dei nostri notiziari. Linea dura di un istituto superiore di Padova contro l'uso dei cellulari in classe. Ogni mattina gli smartphone devono essere consegnati a inizio lezione.
Cellulari consegnati inizio lezioni al prof della prima ora e riconsegnati al termine dell'orario scolastico. Linea dura della dirigente dell'Istituto Superiori Calvi di Padova, che ha diffuso una circolare che tutti gli studenti sono tenuti a rispettare. Durante le lezioni gli smartphone saranno custoditi sotto chiave in un apposito armadietto o nel contenitore di classe. Enorme il numero di note disciplinari assegnate agli studenti a causa dell'abuso del cellulare, scrive la dirigente nella nota, che per questo ha scelto il pugno di ferro. Distrazione, ma anche foto ai compiti e foto o video ai compagni. Davvero troppo, secondo la dirigente, che con questa circolare intende anche contrastare eventuali fenomeni di bullismo. Una direttiva mal digerita dagli studenti, che hanno chiesto un incontro urgente. Tumore al seno, si abbassa l'età delle donne colpite per estendere anche alle giovani la prevenzione. Parte a Treviso, primo in Italia, un progetto rivolto alle donne tra i 30 e i 49 anni di età. Partire dagli asili per intercettare le mamme ed estendere la prevenzione del tumore al seno a tutte le giovani donne escluse dalle campagne di screening che cominciano dai 50 anni d'età. ULS 2, Fondazione Sanità e l'ILT di Treviso partono primi in Italia con una campagna in asili e scuole dell'infanzia indirizzata alle giovani madri. Noi andiamo a sensibilizzare e andiamo a fare una politica di prevenzione con uno studio anamnestico per capire se ci sono fattori che possono creare e produrre il tumore al seno. Cresce l'incidenza del cancro al seno, si ammala una donna su 8 e si abbassa l'età delle donne colpite. Il 29% dei casi riguarda infatti donne giovani che per fare la prevenzione sono costrette a visite a pagamento. Ora nella Marca potranno usufruire di questa nuova opportunità che prevede, oltre ad una corretta informazione, la visita e gli eventuali ulteriori accertamenti clinici. Per creare quello che noi chiamiamo uno screening personalizzato, cioè delle buone pratiche cliniche che possono prevedere l'autopalpazione, la visita, ma anche l'integrazione dell'ecografia e della mammografia in base all'età e ai fattori di rischio che verranno riscontrati nella visita. Nelle donne giovani sono circa 1 migliaio ogni anno i nuovi casi di cancro al seno. Le visite previste dalla campagna Cuore di Mamma verranno effettuate negli asili e nel camper con ambulatorio mobile messo a disposizione dalla LILT. Abbiamo già riscontrato un'adesione intorno alle 1200 donne che nei vari asili della provincia di Treviso hanno aderito a questo percorso. Nel prossimo fine settimana avremo le prime 100 visite tra Castelfranco e San Vendemiano, per cui questo ci dà sicuramente una grossa soddisfazione. Il 22 marzo si celebra la giornata mondiale dell'acqua. Sentiamo l'iniziativa di Piave Servizi per sensibilizzare i cittadini sul risparmio idrico. Questa iniziativa, che consiste nel distribuire alle associazioni di categoria una bottiglia vuota con uno slogan "L'acqua ti riempie la vita", vuole proprio far riflettere su questo: dove non c'è acqua non c'è vita. In occasione della giornata mondiale dell'acqua arriva l'iniziativa di Piave Servizi, la società che gestisce il servizio idrico in 39 comuni tra le province di Treviso e Venezia. Iniziativa volta a diffondere una cultura di tutela e risparmio di una risorsa così preziosa, spesso sprecata. È calcolato in 225 litri d'acqua potabile al giorno il consumo medio dei trevigiani, dato che fa riflettere su come questa risorsa venga data per scontata, mentre così non è. Non sprecare l'acqua, e questo è il senso dell'iniziativa nostra, e soprattutto che l'acqua rimanga di proprietà pubblica, di proprietà dei cittadini. Ed in occasione della giornata mondiale Piave Servizi apre i suoi profili social ad un concorso rivolto ai ragazzi. Vi invito ad andare sui profili social di Piave Servizi per controllare, perché poi ci saranno delle belle sorprese. Ed ora parliamo del tiramisù trevigiano, che ha vinto la sfida contro Tolmezzo, aggiudicandosi il titolo di dolce più armonioso. Treviso 1, Tolmezzo 0, il capoluogo della Marca si aggiudica la sfida del tiramisù, aggiudicandosi il titolo di dolce più armonioso tra i pochi semplici ingredienti. Il tiramisù trevigiano, preparato dagli chef del ristorante Le Beccherie di Paolo Lai, ha vinto al Fico di Bologna, una disputa che da tempo si contendono Friuli Venezia Giulia e Veneto. Per realizzare la sfida sono state utilizzate oltre 400 uova, 100 kg di mascarpone, 50 kg di zucchero e 12 litri di caffè.
Una vittoria che ha dato l'occasione per ribadire ancora una volta come il nome di questo dolce sia indissolubilmente legato al capoluogo della Marca. Treviso è, come sempre diciamo, la mamma del tiramisù. Treviso porta a casa il primo punto di questa, tra virgolette, sfida molto piacevole in un contesto meraviglioso che è Italy. Una sfida destinata a continuare. Treviso l'ha portato nel mondo e in questo caso era più giusta la interpretazione, ma io penso che questa sfida, questo lavoro, questo incontro potrà continuare. È stata anche l'occasione per rilanciare un'idea, una casa delle eccellenze enogastronomiche a Treviso. Si sta dunque lavorando per un museo del tiramisù per dare ancora maggiore fondamenta alla storia di un dolce che è nato a Treviso. Io vi ricordo invece fra qualche minuto la nostra trasmissione ore 13, CGIL risponde. Oggi parliamo di pensioni sia nel comparto pubblico che nel settore privato, ma anche di possibilità di esenzioni dal ticket sanitario per gli over 60-65 nuclei familiari e disoccupati. In studio ospiti Paolino Barbiero, segretario della SPI CGIL di Treviso, Lorenzo Zanata e Luisa Dalbrollo, sempre della SPI CGIL Treviso. Potete telefonare in diretta o scrivere le vostre domande sulla nostra pagina Facebook. Vi ricordo anche la nostra trasmissione questa sera 20:10, in studio ci sarà la giovane imprenditrice brasiliana che sta girando il Veneto a piedi alla scoperta delle bellezze della nostra regione. E questa era la nostra ultima notizia e vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona giornata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Prevale l'alta pressione sul nostro territorio, bel tempo dunque su tutte le regioni. Andiamo nel dettaglio di giovedì 22 marzo cominciando dal Veneto. Sarà una bella giornata caratterizzata dal sole ovunque, su tutti i settori il cielo si presenterà praticamente sereno e limpido. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le minime risulteranno essere sotto zero e saranno comprese tra -4 e 0 gradi, valori massimi invece tra 7 e 9 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà ampiamente soleggiato, non sono previste piogge. Il cielo sarà sereno su tutti i settori. Temperature minime fredde tra -3 e -1 grado, valori massimi compresi invece tra 8 e 9 gradi. Poche novità se ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Tanto sole anche qui, cielo poco nuvoloso sui confini alpini, sereno invece altrove. Temperature minime tra -4 e -2 gradi, massime intorno ai 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.